Domenica 23 settembre Favara ha celebrato i valori dell'associazionismo chiamando a raccolta in piazza Cavour presso il seminario arcivescovile minore operatori e sostenitori per quella che è risultata una splendida festa del volontariato. Organizzata dagli amici dell'ANFAS, rappresentati da Francesca Bruccoleri e da Mariella Schifano, rispettivamente presidente e coordinatrice dell'associazione, la festa si è arricchita del significato valore aggiunto di altre associazioni quali CESVOP, il Came dei Templi, l'Accademia Free Melody, Divertilandia, il gruppo Giovani Santissimi Pietro e Paolo e il gruppo Fabaria Folk. Presente anche l'amministrazione comunale con l'assessore alle politiche sociali Carmen Virone. In una società spesso orientata a modelli che esaltano l'individuo ed il protagonismo che negano ogni forma di condivisione e di solidale coinvolgimento, in contesti dove l'interesse personale viene anteposto alle più gratificanti opportunità offerte dal bene comune, iniziative come la festa del volontariato vogliono scuotere le coscienze dal pigro letargo in cui talora si ritrovano per dimostrare che insieme si possono realizzare attività e progetti più qualificanti, capaci di indirizzare la nostra comunità verso un futuro di superiore civiltà in cui la dignità di ogni persona potrà trovare finalmente condizioni di garanzia, giustizia e soprattutto amore. Da 2 giorni della festa del volontariato si concludono stasera con il teatro. Alle ore 20, presso la sede dell'ANVAS, il gruppo Giovani San Pietro e Paolo si esibiscono con la commedia I Cummara Curtigliara. Una bellissima domenica mattina passata assieme agli amici dell'ANFAS, una iniziativa lodevole che vanno sempre, questo tipo di iniziative vanno sempre incoraggiate perché ci arricchiscono soprattutto l'animo e quindi io sono felice oggi di rappresentare l'amministrazione in una iniziativa così importante e così proprio all'insegna dell'amore verso gli altri. La festa del volontariato oggi a Favara, grazie alla collaborazione del CESVOP e l'Associazione Amici dell'ANVAS, è riuscita ad organizzare questa manifestazione che ha come tema centrale il volontariato per rendere il giusto e doveroso grazie a tutti i volontari che quotidianamente ci danno una mano, ma che svolgono attività di volontariato anche presso altre strutture.